L'Arma dei Carabinieri accoglie un frammento di una costola di padre Pino Pugliesi, il primo sacerdote ucciso dalla mafia a Palermo il 15 settembre del 1993, il giorno del suo compleanno, a pochi mesi dall'anatema contro la mafia pronunciato da Papa Wojtyla nella Valle dei Templi di Agrigento. E la reliquia ex sanguine di Don Puglisi, riferimento contro le devianze giovanili nel quartiere di Brancaccio a Palermo, è adesso in provincia di Agrigento ad Aragona, in visita anche nella caserma che ospita la locale stazione dei Carabinieri, una testimonianza di fede, di giustizia e di solidarietà per tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, la parola del Vangelo, il senso della legalità e dello Stato. E questa iniziativa della peregrinazio della reliquia di Pari Puglisi ad Aragona è stata un'iniziativa voluta e promossa da tutti i parroci di Aragona. Già questo è un segnale importante per dire come c'è una sensibilità, un'attenzione da parte di tutti nel promuovere questi momenti che hanno un grande valore religioso e sociale. Perché la testimonianza dei Pari Puglisi e l'esemplarità dei Pari Puglisi diventa importante sia per i credenti come anche per chi non ha fede, però si vuole impegnare per la promozione del territorio. Pari Puglisi è uno che ha coniugato, ha tradotto la fede nelle scelte concrete di promozione del territorio. In quegli anni in cui lui era parroco c'era una frase che accompagnava l'impegno della Chiesa: evangelizzazione e promozione umana. L'annuncio del Vangelo si deve necessariamente accompagnare alla promozione umana. La promozione umana significa promuovere l'uomo in tutte le sue dimensioni e naturalmente ciò comporta un impegno per eliminare tutte quelle cause che bloccano lo sviluppo e la crescita. La mafia è stata ed è una delle realtà che opprimono le persone, opprimono la società, e Pari Puglisi si impegnò a vivere in maniera meravigliosa questa dimensione di pastore che si dedica agli altri, si dona agli altri. Si dona soprattutto ai giovani. E questa è stata la caratteristica principale di cioè un aspetto dominante, perché lui da sempre ha avuto un'attenzione particolare per i ragazzi. Attività, iniziative, campi scuola, momenti formativi con i ragazzi delle scuole, cioè fare in modo che il contatto con i ragazzi diventasse motivo di crescita. Per questo è stato anche qui una persona che con molta mitezza, senza dare mai l'impressione di chi vuole fare il maestro, di chi vuole dare i consigli, ma ha saputo veramente coinvolgere le persone con la sua mitezza, con la sua bontà, e questo è stato il metodo pedagogico più efficace. Don Angelo, cosa contiene la reliquia e poi le prossime tappe? Fra un po' noi alle 11 avremo un incontro al municipio, verrà portato il reliquiario al municipio con l'incontro con il sindaco, gli assessori, gli amministratori, i dipendenti, i funzionari che lavorano al municipio. Anche lì è un messaggio significativo quello che Pari Puglisi vuole comunicare, cioè tutti quanti dobbiamo dare il nostro contributo con responsabilità, cioè fare il nostro dovere con senso di responsabilità perché la società possa trarre dei benefici, impegnarsi perché ci sia una crescita, uno sviluppo, perché ognuno per quello che può fare possa creare le condizioni perché questa società possa vivere più libera, più serena. E poi un altro aspetto significativo è questo: a turno il reliquiario toccherà le varie parrocchie di Aragona, quindi tutte le parrocchie accoglieranno la reliquia e in ogni parrocchia ci sarà la Santa Messa concelebrata da tutti i sacerdoti. I sacerdoti sospenderemo per tutta la settimana la messa nelle parrocchie perché l'unica celebrazione che faremo è lì nella chiesa dove c'è il reliquiario, e poi al termine della messa ci sono momenti di formazione, li chiamiamo, cioè la testimonianza. Abbiamo ascoltato sabato scorso la testimonianza di Maurizio Artare, presidente del centro d'accoglienza Padre Nostro. Martedì ci sarà il professore Savagnone, una delle persone più qualificate, un grande testimone dei Pari Puglisi, ha scritto anche dei testi, dei volumi su Pari Puglisi, e lui verrà ancora ad arricchire la figura dei Pari Puglisi con quello che ci racconterà. Poi
Mercoledì nella chiesa di San Giuseppe il dialogo di Ficarra e Picone su Uzio Parrino, Zio Pino, e poi giovedì un incontro, un convegno su mafia e il giudizio del Vangelo sulla mafia. Ecco, tante iniziative che mettono insieme l'aspetto religioso, l'aspetto spirituale e anche l'aspetto formativo.